Mariano. Ciao Matteo. Bene, oggi sono qua perché voglio vedere come i nostri prodotti ti aiutano nel tuo lavoro quotidiano. Bene, vieni con me che cominciamo. Andiamo. Matteo, stamattina dobbiamo riportare la spirea perché qua passano i trenini e le golf car e ormai ha vegetato troppo e quindi dà fastidio. La riportiamo un po', così puliamo un po' la strada. Bene, bene. Vedo che stai usando il nostro HS86, quindi essendo a batteria non è problema di rumore, quindi anche con i visitatori. Esattamente, giusto? siamo adattati bene a batteria perché con i visitatori che abbiamo noi è indispensabile. Bene, dai, allora Posso guardo. procedere? Prego, guarda, ti guardo. Bene, io ho finito. Matteo, raccolgo lo sporco, se vuoi darmi una mano, prepara la macchina che ho visto c'è da pulire il bordo. Ok Mariano, allora direi che ti preparo il combi. Anziché usare la classica testina, oggi usiamo il reciprocatore, perché vedo che ci sono dei visitatori e con questo almeno non corriamo un rischio di proiettare materiale in giro. Ecco, pronto. Bene, sono arrivato fino qua Matteo, vedo la differenza, è notevole, è una bella macchina, molto utile. Bene, bene, grazie. Allora Matteo, siamo venuti al campo da tennis in erba, lo sapevi che c'era nel parco? No, non lo sapevo Mariano. Adesso tagliamo l'erba, la macchina ci aiuta a tenerla in ordine tutto l'anno perché bisogna fare molti tagli per tenere una misura molto bassa dell'erba. Immagino, come immagino. immagini Sì. si può sapere. Matteo, è
effettivamente la macchina a batteria ci ha tolto tanti problemi, perché è silenziosa, non fa rumore come le vecchie Come le vecchie Tosa Erba. come Tosa Erba, e noi con i visitatori che abbiamo qua Vedo che ce ne attorno parecchi. non diamo fastidio, e pertanto siamo molto contenti che contento. rimangano soddisfatti, ecco. E come prestazioni di taglio ti trovi bene? Sì. Molto bene, una macchina molto valida e ci ha aiutato in vari modi. No, bene, mi fa piacere perché sentire queste parole da un giardiniere storico del parco come te, che sei qua ormai da 40 anni, che senz'altro di tecnologia ne hai vista passare. Esatto. Bene, mi fa piacere. Molto bene, grazie, sono grazie. contento. Matteo, se mi dai 10 minuti rifinisco i bordi e poi andiamo a sistemare le macchine che abbiamo usato stamattina. Dai, va bene, ti aspetto, allora buon lavoro. Ok, dai, finisco e arrivo. Mariano, sai a cosa serve questo? Sinceramente no, me lo sono sempre chiesto, però non lo so. Me lo spieghi? Certo, praticamente questo ti legge le ore di lavoro, Ok. ok, te le manda tramite l'app al telefono, allo smartphone, e ti serve praticamente per programmarti tutta la manutenzione delle macchine. Visto che qua al parco avete tantissime macchine, almeno con questo puntualmente ti ricordi cosa devi fare di manutenzione a tutte le attrezzature. Secondo me è molto utile. Bene. Bravo Mariano, vedo che utilizzi i detergenti specifici per le nostre macchine. Sì, mi trovo molto bene. No, è importante questo perché per garantire sempre l'efficienza di tutte le attrezzature è importante anche la cura che c'è dopo il lavoro. Bravo, bravo, complimenti. Grazie, grazie. Comunque sono un prodotto molto utili e efficaci. Sono contento. Mariano, cosa facciamo adesso di bello? Io vado a pranzo, visto l'ora. Te non lo so cosa vuoi fare. Però se vuoi ci vediamo quest'inverno, così vediamo altri lavori, magari i lavori invernali. Volentieri, io il parco in inverno non l'ho mai visto, quindi arriverò. Sarà l'opportunità, ti chiamo e ci vediamo Va quest'inverno. bene, ciao Buona Mariano. giornata, Ciao, arrivederci. ciao, ciao.